Il Corriere delle Alpi cerca e trova oggi il titolo shock. Pagina 17 è una pagina piena di numeri, piena di dati interessanti. Il titolo è questo: la provincia che cambia, la famiglia bellunese sta andando in pezzi. In 20 anni i divorziati sono quasi triplicati. Insomma, capite che poter dare questi numeri con certezza, avendo esaminato gli stati civili, insomma, fissa un paletto, diciamo, insomma, nell'analisi della composizione sociale della nostra provincia, in cui spicca appunto questo fatto che nell'ultimo ventennio il numero di divorzi è aumentato tantissimo. L'analisi dello stato civile, dice il sommario, lo stato civile dei residenti evidenzia una crisi della coppia e del matrimonio e un incremento dei single. L'articolo è a firma di Paola Dallanese, che va a sentire su questo tema il sociologo Diego Cason, che porta i dati aggiornati. Come è costruita la pagina? Ve lo presento, ve lo mostro. Ha una grandissima tabella con tutti i nomi dei comuni bellunesi, e comune per comune viene dato il confronto tra il 2004 e il 2024 con la variazione percentuale: quanti celibi o nubili c'erano prima, quanti ce ne sono adesso, quanti coniugati, quanti adesso. Allora succede che il numero dei coniugati ha avuto una variazione, un calo del 17,15% ad Agordo, che è il primo comune in ordine alfabetico, meno 17,15%, ad Alleghe meno 30%, a Gosaldo meno 46%, per dirvi, cioè abbiamo cifre di questo tenore. Poi in fondo c'è il totale della provincia, che ci dà un meno 18,6% come dato medio. Ma guardiamo le altre colonne, sono relative ai vedovi e alle vedove e ai divorziati. Bene, la variazione del numero dei divorziati, tutte in aumento, è estremamente consistente. Il dato provinciale è più 168% in 20 anni, più 168% di divorziati. Ci sono delle punte clamorose, ad Auronzo più 302% di divorziati. Potrebbe essere anche così a occhio la cifra più alta? No, la più alta credo sia sempre Gosaldo, più 333% di divorziati, insomma, ma sono molte le località che hanno più 206%. Allora, non solo numeri, c'è anche un tentativo di lettura, una spiegazione che il sociologo Diego Cason offre sul Corriere delle Alpi, appunto. E l'articolo comincia così: cambia la composizione sociale in provincia di Belluno, in 20 anni si sono modificate radicalmente abitudini, atteggiamenti e relazioni tra le persone, tanto da arrivare ad un aumento del 168% dei divorziati, a una flessione del 18% dei matrimoni e a un incremento di celibi e nubili. Qui sì, è logico che su questi dati pesa un mutamento culturale, come viene scritto. Oggi il divorzio è considerato un'opzione molto più percorribile di un tempo, no? I numeri vengono dall'elaborazione di Adico dei dati Istat e analizzano lo stato civile dei bellunesi dal 2004 al 2024, numeri che indicano come siano spesso i piccoli paesi di montagna a subire maggiormente l'onda lunga dei cambiamenti sociali. Come evidenzia il sociologo Diego Cason, celibi e nubili sono cresciuti nonostante la riduzione rilevante della popolazione più giovane. È evidente che la diminuzione dei matrimoni e la debole crescita delle convivenze ufficiali espande il numero dei single. Anche in questo caso il dato medio non ci dice tutta la verità, analizza Cason, che evidenzia alcuni dati, alcuni numeri. A Sedico la variazione di celibi e nubili è stata del più 35%, a Limana del più 32%, mentre in 18 comuni posti a quote più elevate la variazione è stata negativa. La dinamica è evidente, prosegue il sociologo: ci sono comuni in cui il calo demografico è talmente pesante da ridurre la popolazione di qualsiasi stato civile, altri invece in cui la variazione demografica è meno negativa e in pochissimi casi celibi e nubili crescono. Gli altri titoletti io poi lascio leggere a voi, a acquistare il Corriere delle Alpi e leggere a voi questi dati. Si approfondisce nel paragrafo successivo: matrimoni, divorzi, vedovi.
c'è un altro paragrafo perché ci si sposa meno, un altro la famiglia scoppia e un altro Adico, che appunto, come abbiamo detto, è il soggetto che fornisce questi numeri su cui poi c'è sul Corriere delle Alpi l'analisi del sociologo Diego Cason. Ehm, eh, perché ci si sposa meno? Sì, se nelle generazioni precedenti, analizza il sociologo, il matrimonio, sia per l'uomo che per la donna, era uno strumento di indipendenza emotiva, economica, dalla famiglia di origine, anzi per molte donne era l'unico modo per uscire dalla propria famiglia e garantirsi la sopravvivenza, poiché il modello femminile proposto era quello di moglie e madre. Ora invece sia i maschi che le femmine possono raggiungere la loro indipendenza costruendo un processo formativo e ottenendo un lavoro per conto proprio senza avere necessariamente un partner per ottenere questo risultato. Inoltre, nella contemporaneità, la famiglia di origine non è più un elemento di freno alla libertà dei figli, anzi. Ecco, l'analisi, insomma, così vi ho letto poche righe di questo approfondimento di oggi, martedì 11 febbraio, come dicevamo, sul Corriere delle Alpi, l'analisi di Diego Cason, i numeri letti e commentati da Diego Cason, raccolti e pubblicati da Adico. Allora, con questo abbiamo cominciato la rassegna stampa, condotta come sempre da noi giornalisti dell'Amico del Popolo. Buongiorno a tutti da Luigi Guglielmi. Volevo farvi vedere che cosa c'è poi come secondo tema, quello che troviamo proprio nella pagina precedente, sempre del Corriere delle Alpi, cioè a pagina 16. Il titolone è questo: Belluno, Venezia insiste, 4 unioni montane per la provincia di Belluno, solo 4, vorrebbe dire praticamente dimezzarle, ma ora parte il confronto con i sindaci. L'assessore Calzavara, l'assessore regionale, vogliamo renderle efficaci e dotate di personale, vanno disegnate intorno alle aree interne. Si tratterebbe di riorganizzare anche per una maggiore coerenza rispetto a strumenti di sostegno e di finanziamento. Giornata decisiva, scrive Francesco Dalmas, quella di domani per la riforma delle unioni montane in provincia di Belluno. Oggi sono 9, di cui una, quella della Valle del Boite, in liquidazione e una in grossa difficoltà, la Belluno Ponte nelle Alpi. Resteranno 4 da 9, come vorrebbe la regione, o saranno 5, come desiderano i sindaci. Però capite, insomma, 4 o 5 vuol dire metà. Affinché le unioni siano funzionali e abbiano efficacia sul territorio, la regione opterebbe per 4, anticipa l'assessore regionale Francesco Calzavara. Ma siamo pronti ad ascoltare il territorio, quindi i sindaci, se optano per 5, siamo pronti all'ascolto, alla riflessione. So che ci sono comuni di confine con l'uno o l'altro ambito che pongono legittime problematiche, non sarebbe saggio non ascoltarli, col rischio addirittura di far saltare l'intero impianto. Allora, l'articolo è lungo, pieno di dati, si fanno molti ragionamenti. La regione porterà a Pieve di Cadore, l'incontro dei dirigenti regionali con i sindaci si terrà domani mattina al Palazzo della Magnifica, l'ipotesi di 4 unioni e sarà questa l'ipotesi, sentite interessante, Cadore e Comelico insieme, con dentro anche Cortina e la Valle del Boite, insomma una sola comunità montana da Cortina a tutto il Comelico. Questo corrisponderebbe al Cadore storico, al Cadore originario, quello di prima della separazione di Cortina, che fu conquistata e finì sotto l'Austria. Prima Cortina era Cadore, insomma, lo sappiamo dalla storia religiosa. Ecco, si tornerebbe a questa situazione. Il Longaronese, lo Zoldano con l'Alpago, magari insieme a Belluno, Limana e Ponte nelle Alpi, il Feltrino fino a Borgo Valbelluna e Sedico, l'Agordino. Come vedete qui siamo sempre di fronte al solito problema: i numeri del Feltrino sono mediamente troppo bassi, per cui si è fatta in passato quella stortura dell'Ulz di Feltre che arrivava a comprendere Sedico, che col Feltrino non c'entra niente, e adesso si rischia di ripetere la stessa cosa, cioè espandere il Feltrino fino a Borgo Valbelluna e Sedico per dargli numeri sufficienti, numeri ragionevoli. L'altra comunità montana sarebbe quella dell'Agordino. I territori non sarebbero troppo ampi, come è stato suggerito dal Comelico, si potrebbero creare delle commissioni di valle. In ogni caso, lo ripeto, dice l'assessore, quello che andiamo a scrivere non
non è il libro della legge. Anche Padrin, sindaco di Longarone, osserva che probabilmente Belluno col resto del mondo risulterebbe un'estensione troppo vasta, per cui immaginare una quinta unione sarebbe più razionale, ovvero consentire a Ponte nelle Alpi di aggregarsi all'Alpago e al Longaronese e considerare la Valbelluna in continuità col presente con l'aggiunta di Belluno. Certo che prima di considerare la territorializzazione ci sono importanti distinzioni da chiarire, come sostengono tanti colleghi sindaci, dice Padrin: le funzioni delle comunità montane, i servizi che svolgono in proprio, quelli affidati ad altri strumenti, le risorse economiche, il personale. Lascio a voi la lettura del resto. Articolo tecnico, però, ripeto, molto importante, perché probabilmente si prefigura un ridisegno del nostro territorio. Vi faccio vedere la prima pagina del Corriere delle Alpi, abbiamo letto subito dall'interno, poi vi mostro la prima del Gazzettino. La prima titola proprio su questo tema delle unioni montane, La stretta. Poi in titoletto: le famiglie in crisi, meno nozze e più divorzi, la nomina è Sarabona, la nuova guida del GAL Prealpi. La fotona di prima pagina, la foto grande, nel salone della prefettura, schierati un sacco di carabinieri. Il titolo è questo: ecco i nuovi 53 carabinieri, quasi la metà è donna. Foto di gruppo col prefetto Rocco Berton e i vertici dell'Arma per i 53 nuovi arrivati in provincia. Sicurezza, le Olimpiadi, la lotta alla violenza di genere, il colonnello Pigozzo, mai così tanti nel Bellunese. È logico che ci si prepara alle Olimpiadi che ci saranno tra un anno qui in provincia di Belluno. Il Gazzettino, saltiamo all'altro quotidiano. Vi faccio vedere il titolone principale. Al centro della pagina c'è la stessa fotografia dei carabinieri schierati, la lezione di Pozza, Mario Pozza, il presidente della Camera di Commercio, sia alle fusioni. Non parla dei comuni, però sottolinea il valore del mettersi insieme. Il presidente della Camera di Commercio: prima dell'unione con Treviso eravamo deboli, basta con le polemiche sul turismo. C'è incastrato qui l'articolo della nomina di Sarabona al vertice del GAL. Belluno nominati i 27 capi frazione, poi in taglio alto, sì, scusate, in apertura in alto, Olimpiadi, la corsa per diventare un tedoforo, con la foto di René De Silvestro, slalom d'argento, ancora sul podio dei mondiali. Parliamo dello sci paralimpico, ma volevo farvi vedere i due titoli in taglio basso: ustionata nell'esplosione della casa, vuole 1 milione. Si parla dell'esplosione che avvenne a Sorriva, riportò ustioni di terzo grado sul 50% del corpo. Poi c'è la foto dell'assessore Bottacin, il caso, il processo all'attivista FAS Bottacin, non ho mai nascosto documenti. Sono ancora visibili sul sito ed erano lì poco dopo l'approvazione. È iniziato ieri in tribunale, con la testimonianza dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin, il processo all'attivista vicentino accusato di averlo diffamato sulle questioni PFAS, un tema di inquinamento veramente terribile che ha interessato la nostra regione. Con questo mi fermo qui, vi auguro un buon martedì 11 febbraio. Seguiteci su www.amicodelpopolo.it. Buona giornata a tutti, ciao, un abbraccio da Luigi Guglielmi.